Novara-Pescara 1-1 giocata ieri sera, Ascoli-Regina 2-1, a Cittadella, Atalanta-Cittadella 1-0, Grosseto-Crotone 2-2, Livorno-Padova rinviata, Portogruaro-Modena 1-1, Sassuolo-Frosinone 5-3, Torino-Empoli 2-1, Varese-Siena 1-0, Vicenza-Triestina 2-0, Albino-Lecce-Piacenza rinviata. È il posticipo che si giocherà lunedì sera, lunedì 20 dicembre. Ho detto di Livorno-Padova rinviata. A questo proposito, poi il Presidente me lo confermerà, si comunica che il Presidente della Lega, Andrea Bodi, ha disposto il rinvio della gara Livorno-Padova, valida appunto per la 20ª giornata del campionato B-Win, in programma oggi a Picchi di Livorno, per circostanze di forza maggiore legate ovviamente alle nevicate di ieri, anche di questa mattina, che hanno impedito assolutamente a Padova di raggiungere Livorno. Paradossale sembra, siamo nel 2010, ma la realtà è questa. E veniamo alla classifica. Il Novara al comando, come detto, con 42 punti, Atalanta 39, Siena 37, Varese 35, Torino 32, Livorno e Regina 31, Vicenza 29, Pescara 28, Padova 27, Empoli 25, Crotone 24, Cittadella 23, Albino-Lecce e Grosseto 22, Modena 21, Sassuolo e Ascoli 20, Frosinone 19, Portogruaro 18, Piacenza e Triestina 17. Dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana a Pescara, il Vicenza ritorna allo stadio Menti per affrontare la Triestina, reduce da 3 sconfitte consecutive. 3-5-2 il modulo dei biancorossi di casa, che ritrovano Zanchi al centro della difesa, 4-4-2 invece per gli alabardati in maglia nera, con Longoni in attacco e Godas nuovamente in panchina, dirige Merchiori di Ferrara. Parte con decisione il Vicenza, pericoloso già al nono, cross di Gavazzi, Botta si aggiusta al pallone e colpisce l'incrocio dei pali della porta difesa da Viotti. 3 minuti più tardi ancora cross di Gavazzi dalla destra, palla in mezzo da Bruscato, salta più alto di tutti e mette in gol. 1-0 per il Vicenza grazie alla nona rete in campionato di Abruscato. Ed ecco di seguito la soddisfazione del tecnico biancorosso Maranna. Il Vicenza insiste, al 15esimo Misuracca si libera sulla sinistra di Malagò, palla per Botta che controlla e supera Viotti. 2-0 per il Vicenza, ecco il sinistro vincente con cui Botta realizza il suo primo gol in campionato. L'esultanza del 24enne centrocampista vicentino. Al 26esimo si vede la Triestina, punizione della tre quarti di Sabato, tocco di Marchi che carambola su Zanchi e palla che va di poco fuori in calcio d'angolo. Al 35esimo ancora Vicenza, punizione dalla sinistra di Botta e girata al volo di Abruscato che si spenge alla destra di Viotti. Il primo tempo si chiude con la Triestina in avanti, ma il tiro di Toledo va sopra la traversa. Ritmo lievemente più basso nella ripresa, con la Triestina più protesa in avanti ed il Vicenza più accorto ad amministrare il vantaggio. Ospiti insidiosi al 18esimo, ma il colpo di testa di Longhi viene bloccato senza difficoltà da Russo. Un minuto dopo ancora Toledo ci prova dal limite, il pallone però va abbondantemente alto. La partita di fatto si chiude al 30esimo, ma botta di testa fallisce di poco il tris per i biancorossi vicentini. Il Vicenza torna così al successo meritatamente in virtù di un ottimo primo tempo, non male la Triestina però poco concreta. Migliore in campo sicuramente Abruscato, in gol e sempre pericoloso. Ribadisco il finale, Vicenza 2, Triestina 0 e la linea torna allo studio. Il Vicenza si regala un dolce Natale a soli 2 punti dalla zona play-off, grazie ad una partita diligente contro una Triestina sempre più disastrata. Il peggior attacco della Serie B, solo un gol nelle ultime 6 partite, inguaia ulteriormente Ivo Iaconi, quanto mai pericolante dal basso dell'ultimo posto in classifica. La contesa si risolve di fatto nel primo quarto d'ora. Botta è il più vivace e si inserisce spesso in area senza trovare opposizione alcuna. È il solito Abruscato però a sbloccare il punteggio con un colpo di testa morbido sul secondo palo. Gavazzi lo serve perfettamente e D'Ambrosio si fa sovrastare con facilità. Nono centro stagionale per il bomber di Maran, il sesto al Menti, che porterà come nelle altre 5 occasioni punti importanti per i suoi. Passano solo 3 minuti e Botta raddoppia. Ancora una volta la difesa triestina si apre ed il numero 77 può controllare e battere in diagonale con il mancino alle spalle di Viotti.
gli ospiti sono completamente assenti e i biancorossi passeggiano sul terreno di gioco, decidendo ogni tanto di presentarsi in area. Di Matteo in particolare viene fermato alla mezz'ora proprio sulla linea del lato corto, ma per Melchiori è solo punizione. La combinazione botta-Bruscato porta poi solo ad un tiro al volo che non inquadra lo specchio e finisce sul fondo. L'unica incursione offensiva della Triestina è affidata a questo colpo di testa di D'Ambrosio, su azione di calcio d'angolo, troppo stretto sul primo palo. Per tutto il secondo tempo, infatti, le conclusioni sono bandite dal Menti e solo una punizione di Abbruscato interromperà il rotolare annoiato del cronometro, ansioso di segnare il 90° il prima possibile. Il Vicenza conferma dunque la propria solidità interna contro un avversario mai vittorioso nella sua storia sul campo dei Veneti. Avversario che ora, con 4 sconfitte consecutive in chiusura di anno, potrebbe anche decidere di cambiare volto e allenatore durante la sosta natalizia. Parliamo di Vicenza Triestina velocemente, Alfredo, perché la Triestina è in caduta libera, no? Lasciando stare i risultati che comunque parlano chiaro, quarta sconfitta consecutiva, ultimo posto in classifica, io vedo una squadra molle che fatica a reagire, oggi ha preso 2 gol in 2 minuti. È una squadra che sembra predestinata, come se fosse rassegnata, che va in campo con la consapevolezza di avere qualcosa in più e qualche marcia in più rispetto all'avversario. Poi sai, quando accumuli e collezioni sconfitte, anche l'aspetto mentale dell'autostima, della consapevolezza cala moltissimo. Il discorso sulla Triestina è molto semplice, la squadra è stata messa su all'ultimo momento, è come la storia dei grandi infortunati quando rientrano da un grande infortunio, fanno le prime 3, 4, 5, 6 partite bene e poi pagano, e la Triestina, se usciamo da questa metafora, sta pagando esattamente questo. Forse lo scrupolo di Fantinel nel non addossare tutte le colpe a Iaconi chiama in causa il discorso che ti ho fatto prima. Assolutamente, invece complimenti al Vicenza perché è ritornato molto bene, molto bene. Molto bene, la classifica è interessante, si fa interessante per la squadra di Marano. La classifica è interessante, Abbruscato sta dimostrando di essere un valore aggiunto per la Serie B, esattamente come si poteva intuire lo scorso 31 agosto, negli ultimi giorni di mercato quando il Vicenza l'ha preso. È un attaccante di categoria proprio che fa la differenza e il Vicenza può coltivare dei sogni, abbiamo detto centro classifica in su, se la difesa tiene, è una squadra che comunque negli ultimi 30 metri ha un potenziale importante. È d'accordo Neto, vero? Sì, sì. Annuiti, il Vicenza, quando abbiamo giocato contro, l'ho visto che è una squadra che gioca bene, di qualità, e quindi non mi sorprende. Con un grande attaccante per la categoria, esatto, che è Elvis, che è Elvis Abbruscato. Presidente, con lei invece io volevo aprire la parentesi dedicata ai tifosi virtuali della Triestina, no? Perché qualche mese fa, insomma, c'è un'iniziativa che continua ad esserci poi a Trieste, il presidente Fantinel ha ricoperto la tribuna con la Ussi con tifosi virtuali, con dei cartonati di tifosi, no? So che lei è un'iniziativa che non è dispiaciuta in toto, sbaglio? Mi ricordo male? No, ne ho colto soltanto l'aspetto provocatorio, nel senso che lo ritenevo un'intuizione brillante, ma questa sì una parentesi e niente più, nel senso che per noi l'obiettivo è quello, l'ho sempre detto, di conquistare metri quadri di quel materiale inerte e trasformarlo invece in famiglie, in persone. Lo stadio ha bisogno di vivere e probabilmente stadi diversi da quelli che abbiamo, come abbiamo detto, forse meno grandi. Lo stadio di Trieste è stato realizzato in un momento diverso della storia della Triestina e forse anche della storia del calcio, c'era molta meno televisione, oggi bisogna essere anche sereni nella valutazione, anche se chiederò a tutte le televisioni che si occupano di B e quindi anche a Sport Italia di aiutarci a riempire gli stadi, perché parte dello spettacolo televisivo è dato anche dalle tribune. Insomma, noi siamo a disposizione, Presidente, ci metteremo tutto l'impegno possibile. Lo so e vi ringrazio, anche perché il lavoro che fate, e ve lo dico con il cuore senza piaggeria, è un lavoro di qualità che consente alla Serie B di avere un commento sereno, pacato, professionale. Siete un tassello importante della nostra filiera di comunicazione. Grazie Presidente per i complimenti, noi ci riteniamo stretti. Per la 20ª giornata del campionato di Serie B Win allo stadio Romeo Menti di Vicenza si affrontano i biancorossi padroni di casa e la Triestina in una grande classica del Triveneto. Vicenza che arriva da una sconfitta contro il gemellato Pescara dopo 4 risultati utili consecutivi. I giuliani invece non vincono da 5 turni e sono ultimi in classifica con altre 4 squadre. Numerose assenze su entrambi i fronti, arbitra il signor Melchiori di Ferrara, si parte subito con una punizione al 7° minuto per il Vicenza, sponda di testa di Schiavi, Martinelli di testa da solo davanti alla porta, non riesce ad angolare bene, palla
fuori sul fondo. Poi possiamo vedere il replay con la sponda a cercare Martinelli, che da solo davanti a Viotti non trova la rete. Passano 2 minuti, c'è la prima occasione anche per la Triestina con questo calcio d'angolo, vicino al gol la squadra di Iaconi, ma c'è la fiammata del Vicenza tra il 10° e il 15°, al 10° palo esterno di Botta con questo buon destro a centro area. Come possiamo vedere dal replay, era in ritardo Viotti che sostituiva quest'oggi l'infortunato Colombo. Passano altri 3 minuti e al 13° c'è il cross al millimetro dalla destra di Gavazzi e il gol di testa di Abbruscato che non lascia scampo a Viotti. Possiamo rivedere il grande stacco di Elvis Abbruscato. 9 gol in stagione per l'ex attaccante del Torino e 1-0 per il Vicenza. Passano solo 2 minuti e c'è questa grande azione del Vicenza con il cross dalla sinistra di Misurata, fa il presepe vivente la Triestina in difesa, visto che siamo in periodo. Botta può prendere la palla, controllare, portarla avanti e battere Viotti, e dopo un quarto d'ora di partita il Vicenza è già avanti 2-0 sulla Triestina col primo gol in stagione di Botta. Ci prova allora la Triestina al 27° con questa punizione dalla destra, Marchi però vede deviata la sua conclusione. Allora al 35° fallo di Malagossi di Matteo, proprio al limite dell'area, secondo l'arbitro punizione. Possiamo vedere dal replay che è giusta la chiamata dell'arbitro, a pochi centimetri dall'area di rigore il fallo di Malagò. Abbruscato sullo schema della punizione, calcia a lato, altri 2 minuti e il Vicenza è ancora pericoloso. Gavazzi libero al limite dell'area a partire questo destro potente ma impreciso, palla alta. E al primo tempo si chiude con questo colpo di testa di D'Ambrosio, l'azione più pericolosa della partita della Triestina. La palla però finisce sull'esterno della rete. Finisce qui un primo tempo sicuramente divertente, molto peggio invece la ripresa, che si apre comunque con questo altro fallo al limite per il Vicenza. Ancora una volta l'arbitro decide per una punizione. Possiamo vedere che ancora una volta ha ragione, perché il fallo di sabato era proprio al limite dell'area su Misurata. Sulla punizione di Abbruscato abbranca sicuro Viotti. Da questa azione in poi passano 25 minuti di nulla, il Vicenza controlla molto bene la partita, la Triestina non riesce a creare niente. E allora proprio al 72° c'è questo stop di Bariti, la sponda per lui di Gissi, ancora Bariti con il tiro centrale, blocca però senza alcun problema Russo. Qua vediamo il replay del tiro in porta del neoentrato Bariti, facile la presa di Russo. Al 31° altra azione per il Vicenza che prova a chiudere ulteriormente la partita. Palla sulla destra per Misurata che prova a mettere il pallone in mezzo, il colpo di testa di Botta però finisce alto, potrebbe essere la doppietta per Botta, lui che ha segnato quest'oggi il suo primo gol stagionale in Serie B Win. Però con quest'ultima azione pericolosa del secondo tempo finisce la partita, secondo tempo particolarmente avaro di emozioni. Il Vicenza ha gestito a piacimento la partita a ritmo di allenamento, Triestina davvero poca cosa per tutti i 90 minuti. Biancorossi Maran salgono così all'8° posto in classifica, confermano di vivere un'ottima stagione, situazione sempre più nera invece per la squadra di Iaconi.